12 persone ritenute affiliate alla cosca Regina dello Giudice sono i destinatari di altrettanti ordini di arresto che sono in corso di esecuzione in un'operazione condotta dalla squadra mobile della polizia. Il blitz è scattato stamani su ordine della DDA di Reggio Calabria. I reati contestati vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alla detenzione di armi da guerra e di esplosivi, alle rapine e all'intestazione fittizia di beni. 140 persone tra dipendenti ed amministratori, tra i quali 5 direttori generali e 3 commissari straordinari dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza alla Corte dei Conti per un danno erariale quantificato in 12 milioni di euro. L'inchiesta è stata avviata per verificare se nel periodo tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2009 siano state poste in essere da parte dell'ASP eventuali irregolarità nella gestione delle attività libero-professionali intramurarie. 3 studenti universitari, tutti incensurati, sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato disposto a seguito del decesso per arresto cardiaco di Gianluca Grillo, 28 anni, studente di Crotone. La procura di Cosenza ha disposto l'esame autoptico sulla salma del giovane e avrebbe iscritto 5 persone sul registro degli indagati per morte come conseguenza di altro delitto. L'Associazione di genitori di bambini e adulti disabili, La Speranza di Ciron Marina e il Centro per ragazzi disabili La Sorgente di Casabona hanno inscenato stamattina una protesta davanti alla prefettura di Crotone. La motivazione della protesta è la mancata risposta sui finanziamenti spettanti dal 2010 da parte della Regione Calabria. È stato presentato questa mattina dal patron Gianni Vrenna e dal presidente Salvatore Gualtieri il progetto che vedrà coinvolti direttamente i calciatori del Crotone. L'iniziativa prevede la realizzazione di uno spot per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza stradale e sarà realizzato con i giovani dell'associazione Gianfranco Greco, il 21enne deceduto un anno fa in un incidente stradale sulla 106, e verrà totalmente prodotto e realizzato da CN24.